Allora, prima di entrare nel merito di un'altra questione che avevo già accennato anche con l'assessore Canere, volevo chiederle come vedete l'autunno? Ma l'autunno sarà una stagione tutta da interpretare perché effettivamente sulla base dell'andamento epidemiologico so di non dire nulla di nuovo, però purtroppo sulla base dell'andamento della diffusione di questo virus ci sarà la reazione da parte dei consumatori. Da parte degli esercenti dovrà esserci assolutamente una disponibilità, una voglia di proporsi, Quindi prepararsi anche per tempo, perché Sì. è inutile se noi lavoriamo sempre in emergenza, non ne veniamo fuori, quindi dico prepararsi, c'erano i tre mesi di lockdown, prepariamoci all'apertura. Sì, poi le dico la verità, qualche esercente ci ha anche confidato, pochi, però qualcuno è già significativo, ci ha confidato che durante il periodo di lockdown, quindi con l'attività di bar, di ristorante chiusa, di pizzeria chiusa, ha avviato l'attività di consegna a domicilio. Assolutamente, che sono andate bene da noi. Che sono state sì, in qualche caso veramente apprezzate, tant'è vero che stanno normalmente proseguendo anche con il locale aperto, e quindi un invito anche a tutti gli esercenti di reinventarsi. Non piangere su se stessi, ma cercare di trovare delle soluzioni. Ecco. La questione era quella delle infiltrazioni mafiose, perché l'abbiamo accennato appunto con l'assessore, è purtroppo un dato di fatto riscontrato. I pubblici esercizi, come anche gli hotel, lo sappiamo, però tanto anche i ristoranti, i bar eccetera, possono essere oggetto dove c'è crisi, dove c'è difficoltà, e quindi essere messi sotto scacco da questo punto di vista. Voi come categoria avete avuto alert? Allora, diciamo che sappiamo quello che leggiamo dai giornali. In questo momento non abbiamo, naturalmente qualora le avessimo le andremo subito a riferire le autorità preposte, in primis la prefettura, però insomma da quello che leggiamo, da quello che abbiamo potuto capire, dai confronti che abbiamo avuto anche con i colleghi di altre province, effettivamente il settore della somministrazione e in particolare la ristorazione è un settore particolarmente permeabile a quella che è l'infiltrazione, diciamo, malavitosa. Ci sono vari motivi alla base di ciò. Il primo è che sono attività che hanno un certo valore economico e che girano determinati valori economici, perché se noi pensiamo all'interno dei ristoranti gira quotidianamente, o girava o girerà insomma quotidianamente parecchio denaro, spesse volte anche in contante, e quindi si presta anche a essere un'attività con la quale si può, diciamo, pulire denaro cosiddetto sporco, e quindi sono attività che purtroppo sono prese di mira, o così sembra, insomma, prese di mira da malavita, e quindi con infiltrazioni di stampo mafioso. Che consiglio sente di dare? Magari so che ci sono altre regioni che hanno adottato dei protocolli, hanno fatto degli accordi. Sì, so che la FIPE di Milano, quindi i nostri colleghi della Federazione di Milano, hanno presentato alla Prefettura di Milano un documento, una sorta di protocollo, e ce lo siamo fatto mandare. Naturalmente adesso lo attualizzeremo sulla realtà padovana, e poi se avremo la possibilità lo presenteremo anche alla Prefettura di Padova per cercare di instaurare un percorso di collaborazione. L'invito agli esercenti è quello che, quando si dovessero trovare in difficoltà economica, di non cercare scappatoie o vie alternative rispetto a quelle che sono le classiche vie, diciamo, di finanziamento, che sono però le vie... se la banca in sé per sé nicchia e crea problemi, perché abbiamo visto che purtroppo succede, l'associazione di categoria ha io chiedo sempre dei confidi, delle cose, delle situazioni? Sì, noi abbiamo delle convenzioni con i consorzi di garanzia fidi, ci sono anche dei fondi proprio ministeriali che si chiamano non a caso fondi anti-usura, e che sono proprio messi a disposizione di quelle aziende che per difficoltà economiche non riescono ad avere i finanziamenti da parte degli istituti di credito. C'è un fondo statale, chiamiamolo così, che garantisce determinate linee di credito proprio per evitare che gli imprenditori debbano rivolgersi a un mercato nero, tra virgolette, di finanziamenti, e dal quale, una volta entrati, non si riesce più a uscire, e spesse volte si finisce col dover cedere con la buona o con le buone o con le cattive l'attività a prestanome, che poi non sono altro che, insomma, teste di ponte di organizzazioni criminali. Purtroppo è la cronaca che leggiamo sempre più spesso, e anche cronaca purtroppo sempre più locale. Leggevo anche e mi ero informato sul fatto che molto spesso queste organizzazioni sono del sud Italia, ma ormai sono radicate anche nelle nostre regioni, che sono regioni economicamente floride, e quindi sono anche un substrato valido e utile per poter dar loro la possibilità di svilupparsi in questa economia parallela e sommersa, che è assolutamente da contrastare in tutti i modi. Per cui, ripeto, nel momento in cui l'esercente dovesse riscontrare delle difficoltà nel finanziamento, nei rapporti con la banca, nell'ottenere credito, contatti la propria associazione, l'APE o la propria associazione
situazione di riferimento, perché in qualche maniera la soluzione si riesce a trovare. Un'altra questione, diciamo in chiusura proprio, solo una battuta. Il governo ha fatto abbastanza per voi oppure no? In questo momento è assolutamente insufficiente quello che il governo ha fatto, perché i 600 euro per il mese di marzo e di aprile sono serviti forse per pagare una fornitura di energia elettrica o di gas metano. Il contributo a fondo perduto è di qualche migliaio di euro che non le serve neanche a pagare l'affitto, il resto sono solo crediti d'imposta che vengono erogati sotto forma di sconto sul pagamento delle tasse dopo che ho pagato il fornitore. Per cui dal punto di vista economico siamo largamente insufficienti, penso di non dire nulla di nuovo. Noi auspichiamo che ci siano presto degli incentivi veri, concreti, con dei contributi a fondo perduto che diano la possibilità di mantenere in piedi queste aziende, se no, ripeto, finisce la cassa integrazione, c'è il divieto di licenziare i dipendenti, ma non perché si voglia scaricare sui dipendenti il problema finanziario, ma perché comunque da qualche parte o si tagliano i costi o si chiude l'impresa. Se si chiude l'impresa i dipendenti comunque rimangono a casa, per cui o si rifinanzia la cassa integrazione o si dà la possibilità di licenziare i dipendenti. L'alternativa è quella che le imprese chiudono. Allora speriamo di no, ci riaggiorneremo naturalmente dopo un periodo estivo. Io la ringrazio segretaria, tra l'altro la segretario di FIPE Confcommercio e di APPE, certo, APPE Padova. APPE Padova, per quanto riguarda sempre i pubblici esercizi. Grazie a lei. Grazie di essere stato qui con noi, e a voi cari telespettatori grazie di averci seguito. Come sempre scriveteci, mandateci le vostre mail, girateci le vostre domande, perplessità, le vostre segnalazioni, sempre benvolute, magari anche circostanziate come suggeriva poi l'assessore, nel senso le segnalazioni su aumenti indiscriminati di prezzi, quant'altro, cose che vengono effettuate devono essere ben circostanziate, dopo possono essere girate di competenza o all'associazione di categoria che provvede oppure alla regione di conseguenza. Grazie ancora, buon proseguimento.